Il sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, confermata per acclamazione al vertice della conferenza dei sindaci del litorale veneto, sintomo del buon lavoro svolto e riconosciuto dai primi cittadini. Abbiamo fatto delle azioni anche di reputazione della nostra costa veneta, ma abbiamo affrontato tanti argomenti: il lavoro e il problema degli stagionali, il tema del ripascimento, il tema delle ordinanze di sicurezza della spiaggia. Abbiamo voluto veramente affrontare tanti temi e cercare di fare sintesi e di dare risposte ai nostri territori. Le infrastrutture, la viabilità, la mobilità e l'accessibilità della costa veneta. Stiamo portando avanti un grande lavoro e quindi è l'orgoglio di una squadra coesa che sta lavorando bene. A me il grande onore, ma anche la grande preoccupazione di coordinare questo gruppo di splendide persone, di grandi primi cittadini. Alla vicepresidenza dell'organismo, che raggruppa tutti i 10 sindaci delle località costiere della regione Veneto, è riconfermato il sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Io rappresento poi la parte sud della costa veneta ed è un bel segnale che accolgo positivamente, sempre nell'impegno, perché siamo una bella squadra e tutti insieme portiamo avanti da quando io faccio parte di questa assemblea tematiche comuni e vediamo anche i risultati che un po' alla volta li stiamo raccogliendo.